Siamo qui con mister De Paolo al termine del pareggio per 0-0 tra Trizium e Crema. Mister, prevale più l'amarezza per non essere riusciti a centrare i 3 punti o la soddisfazione per essere comunque riusciti a non perdere nuovamente, centrando il terzo risultato utile consecutivo? Tutte e due perché volevamo regalare un altro sorriso al nostro presidente e ai nostri tifosi, ma non ci siamo riusciti. Siamo riusciti a metà perché poi dopo alla fine abbiamo fatto un pareggio che muove la classifica sicuramente. I punti alla fine contano molto e anche un punto ti può far salvare direttamente o ti può far retrocedere. Quindi oggi il punto ce lo prendiamo, ci prendiamo una prestazione che abbiamo creato sicuramente non molto rispetto alle altre partite, però la squadra è viva, i ragazzi stanno lavorando sodo, stiamo recuperando tutti gli infortunati, sicuramente ce la giocheremo fino alla fine. Crede, siamo a gennaio, ovviamente è un mese dove si pensa molto al mercato, crede che questa squadra possa aver bisogno ancora di qualche innesto o ritiene che questo gruppo può essere quello che raggiungerà l'obiettivo finale? Ma sono convinto che questo gruppo riesce a raggiungere l'obiettivo, anche perché abbiamo messo dentro 4 giocatori, abbiamo messo lo score, abbiamo messo il portiere, abbiamo messo Confalonieri, Caraffa, abbiamo messo Seba, l'attaccante, quindi Dennis, abbiamo messo 5-6 giocatori, magari qualcuno giovane e qualcuno magari di più esperienza, quindi insieme sicuramente possiamo fare un grande lavoro. Noi siamo molto fiduciosi, crediamo in questo gruppo di lavoro, quindi sicuramente ci toglieremo delle buone soddisfazioni. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo qui con mister Danesi al termine dello 0-0 tra Trizium e Crema. Mister, arriva una porta inviolata, arriva comunque un pareggio in trasferta importante, manca la vittoria. Cos'è mancato oggi al Crema per trovare i 3 punti? Quello che è mancato un po' in gran parte della stagione, anche quel pizzico di fortuna, perché comunque sia loro hanno avuto una palla gol importante dopo 10 secondi, poi palle gol nitide non ne hanno avuto dei tiri, hanno avuto delle situazioni un po' confusionarie in aria, e il Crema invece ha creato 2 palle gol nitide, una la più eclatante di tutta la partita con il nostro centravanti che purtroppo non ha trovato la strada del gol, e un'altra con ragazzino Varisco seguito in una bellissima azione che però il portiere è stato molto bravo a chiudere. Poi non voglio contare l'incrocio dei pali pieno colpito, che quello comunque mi andrei ad attaccare alla fortuna e alla sfortuna e non mi appartiene, non lo voglio fare. Quindi abbiamo avuto anche quella rovesciata in aria da parte di Sevenza, però nel complesso diciamo che il Crema è uscito a testa alta da questo confronto. Guardiamo il bicchiere sempre mezzo pieno e abbiamo conquistato un punto su tutte le altre squadre che oggi non hanno conquistato la vittoria. Abbiamo tenuto a 4 punti una diretta concorrente, tenendo dalla nostra parte il vantaggio dello scontro diretto, perché all'andata vincemmo 2-0, quindi esco da questo campo con le soddisfazioni anche che ho avuto anche quando abbiamo perso, perché anche domenica la squadra Caravaggia ha fatto un primo tempo molto importante. Oggi questo è un campo difficile, stretto, una squadra arcigna che giocava come è giusto che sia alla morte per fare bottino pieno, però credo che il Crema sia uscito indenne, a testa alta, e secondo me il pareggio può essere giusto, ma se devo recriminare credo che le palle gol più importanti le abbia avute il Crema. La classifica resta molto corta, la salvezza assolutamente a portata di mano e non solo tramite i playoff. Serve ancora forse qualcosa dal mercato? Ritiene, come ho chiesto anche a mister De Paolo dall'altra parte, che questo può essere il gruppo che può centrare l'obiettivo finale per voi? Ma io con la società abbiamo parlato, ci siamo confrontati, avevo già esposto le mie richieste. La società ha fatto di tutto, sta cercando di fare di tutto per cercare di adempiere a quelle che erano le mie richieste, però non è facile, ripeto quello che ho detto domenica ai suoi colleghi, trovare anche giocatori che vogliano venire, perché la classifica è estremamente delicata, e poi bisogna sempre anche fare i conti con gli sforzi economici che sono sottoposti un po' tutte le squadre di Serie D, soprattutto con la nuova riforma. Quindi se viene qualcuno ben venga, e siamo tutti contenti, a cominciare i miei ragazzi. Se non viene nessuno, il fuoco si fa con la legna che si ha. Grazie mille, in bocca al lupo.